in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Un cordiale saluto a tutti buone feste. Siamo ancora in clima natalizio e vi facciamo gli auguri con i fiori. Ci troviamo in un'azienda florovivaistica di Roncade in provincia di Treviso con Gianni Ceron. Allora, feste fiorite? Sì, feste fiorite anche quest'anno. Com'è andata? Beh, le stelle di Natale hanno tenuto un po' meno degli altri anni, però non è andata così male. Con gli altri fiori? Con i fiori, le azalee per esempio hanno avuto un po' di calo, ma anche quelle hanno tenuto abbastanza bene. Il ciclamino ha avuto una buona resa, però la stella di Natale è sempre la regina del Natale. Insomma, feste con meno colori. Sì, però diciamo un po' meno colori, però sempre feste. Belle colorate. Sì. Il sommario di questa puntata. È un po' fiacco il florovivaismo veneto e italiano in generale. Stando ad alcune stime, sono rimasti invenduti non poche stelle di Natale ed altri fiori legate alle feste di fine anno, un settore importante per l'economia veneta che ha nel Padovano e nel Trevigiano due poli importanti. Con la CIA di Venezia faremo il punto sulla stagione dei radicchi che la mancanza di gelo sta facendo un po' soffrire. Gli ortaggi comunque sono sempre bene piazzati sul mercato, quest'anno le quotazioni sono meno brillanti. Sta prendendo piede il goji, il frutto della longevità o del paradiso, al quale si attribuiscono un sacco di virtù. Originario degli altipiani della Cina, Tibet e Mongolia, si può coltivare anche da noi. Un esperimento a Campagna in provincia di Venezia. Durante queste feste è stato dato spazio in particolare ai prodotti del territorio, un bel segnale per la nostra agricoltura. Con il nuovo anno un bollino europeo rafforzerà l'identità e la tutela dei formaggi tipici, tra i quali sono in primo piano i veneti. Si va intanto verso 5 milioni di forme di formaggio grana padano, che assorbe una buona quantità di latte prodotto nel Veneto. Qui Gianni Ceron è sempre primavera. Sì, io la definisco la casa della primavera, l'ambiente della primavera. Giratevi attorno, guardate i colori, i profumi dei fiori, è una gioia per gli occhi. Senta, facciamo un piccolo bilancio delle festività natalizie. Com'è andata proprio? La festività natalizia non è andata così male, abbiamo avuto una leggera flessione, però nell'arco dell'anno ci siamo difesi abbastanza bene. Si parla di un settore che zoppica un po'. Beh, battiamo il passo, non è che zoppica, però abbiamo rallentato. Rispetto agli altri anni abbiamo una tendenza a mantenere le posizioni. Esatto. Una breve scheda adesso sulla coltivazione di piante e di fiori nel Veneto. I fiori e le piante colorano i giorni. Dicono le statistiche che per 9 italiani su 10 sono fonte di piacere. Fiori e piante, dicono gli psicologi, hanno una efficace funzione antistress. Quasi il 50% degli italiani ha un fiore o una pianta in casa. Sono dati interessanti e curiosi per capire il peso che il florovivaismo ha in Italia e nel Veneto. Un settore però che non se la passa bene. Su di esso pesa la lunga crisi. Stando alle ultime stime si registra una sensibile contrazione della domanda interna. Meno vendite, con parecchie rimanenze, anche per i fiori e le piante legati alle feste. Crisantemi sul finire di ottobre, stelle di Natale. Si investe meno nel verde privato e pubblico. Tante aziende hanno chiuso e tante starebbero per farlo anche per i costi di produzione che continuano a crescere pesantemente. Da parte delle organizzazioni del settore si chiedono interventi robusti per sostenere e rilanciare le attività. In Italia 30.000 aziende florovivaistiche con 100.000 addetti, un mercato che si aggira su 2,5 miliardi di euro. Sostenere il florovivaismo, si fa presente, è anche un modo per migliorare l'ambiente e la qualità della vita, rendendo più salutare l'aria.
Il florovivaismo segna il passo anche nel Veneto, una delle aree dove è maggiormente presente. Le aziende sono scese a poco più di 1500 unità. Si stima che si coltivano circa 2 miliardi di piante e di fiori. In testa c'è la provincia di Padova, dove si trova il 31% delle aziende florovivaistiche. Seguono per numero di imprese Treviso, Verona e Venezia. Il 90% delle aziende del settore è impegnato nel vivaismo ornamentale. Qui vediamo delle piccole stelle natalizie, ne sono rimaste invendute quest'anno. Sì, purtroppo sì, quest'anno in termini percentuali possiamo dire abbiamo fatto un 10% in meno delle vendite. Non è poco? Beh, non è poco tenendo conto dei costi anche di produzione. Che tipo di stelle è andato quest'anno in particolare? Una stella medio-piccola, le taglie grosse sono state vendute soprattutto gli ultimi giorni perché avevano un rapporto qualità-prezzo che... Insomma, si è risparmiato anche sulle stelle, diciamo. Sì, risparmiato anche sulle stelle purtroppo sì, però insomma abbiamo tenuto, ecco, non è che... Un altro fiore che è andato forte in questo momento, comunque, che è stato venduto? Il ciclamino ha tenuto fino ai primi di dicembre, è una pianta questa che fiorisce fino a maggio dell'anno successivo, ha 7-8 mesi di fioritura se uno li sa mantenere naturalmente bene, è una pianta per eccellenza che copre tutto il periodo invernale. Qui vediamo le azalee. Le azalee invece sono piante che purtroppo sono andate un po' scemando come vendite, soprattutto quest'anno è stata una debacle, l'azalea proprio non è andata venduta. Notizie di agricoltura del Veneto. C'è un ritorno ai prodotti del territorio, si riscoprono i buoni e sani prodotti della nostra terra. Questo stanno sottolineando gli osservatori vari, alla luce dei consumi natalizi e di fine anno, calcolati attorno ai 3 miliardi. Insomma, più spumante italiano e meno champagne, poca frutta esotica e al bando i menù esterofili. È una tendenza positiva, che se sarà confermata andrà a tutto vantaggio della nostra agricoltura, che si distingue per la varietà e la ricchezza di prodotti. I ristoranti del Veneto, per i quali le feste natalizie hanno portato molto lavoro, confermano la riscoperta dei prodotti e della cucina della tradizione. Da lunedì prossimo un bollino dell'Unione Europea segnalerà i veri formaggi DOP e IGP, i marchi europei che garantiscono l'origine e la bontà dei prodotti. Un riconoscimento che consentirà di evitare i formaggi taroccati. I loghi europei saranno accanto a quelli dei consorzi di tutela già presenti nei prodotti a denominazione. Il provvedimento è salutato con grande favore dalle latterie e dai caseifici del Veneto, è un'altra garanzia che tutela e valorizza il loro lavoro e che aiuta i consumatori a fare una spesa informata. Il piano produttivo del Grana Padano prevede per quest'anno una produzione di oltre 4 milioni e 800 mila forme, record assoluto di sempre. Lo ha annunciato Nicola Cesare Baldrighi, presidente del consorzio Grana Padano, al termine dell'assemblea generale del consorzio in cui è stato approvato il programma. Uno dei dati più interessanti riguarda l'export. Nello scorso anno più 9% e ci sono le premesse per un miglioramento ulteriore della posizione. In Grana Padano è trasformata una notevole parte del latte prodotto nel Veneto. La terra dei vini Doc Soave, in provincia di Verona, è la prima in Italia ad essere riconosciuta paesaggio rurale di interesse storico dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole. Sono stati individuati ben 1700 ettari collinari coltivati, in cui sono ancora presenti elementi di edilizia storica, capitelli votivi, forme di coltivazione come la pergola, muretti a secco e vigneti ultracentenari ancora produttivi. È un grande risultato per la denominazione del Soave, che vede riconosciuta a livello nazionale la primogenitura di comprensorio vitato storico, sottolinea Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio di tutela. E qui abbiamo delle classiche orchidee, Gianni Ceron. Sì, qui abbiamo due tipologie di orchidee. Questa per esempio è una Cymbidium che quest'anno ha avuto un ritorno di vendite rispetto agli anni precedenti. E qui invece abbiamo dei Phalaenopsis che quest'anno Bene, sì, eccola qua. abbiamo dei Phalaenopsis che quest'anno hanno avuto un po' di flessione rispetto al Cymbidium. Il Cymbidium ha tenuto abbastanza bene. Comunque sono tantissime varietà delle orchidee. Sì, comunque parlando dell'orchidea possiamo dire che è una pianta che fiorisce per 2-3 mesi in casa.
è molto generosa e non è così difficile da tenere. Chi sono gli acquirenti di fiori in questo momento? Se vogliamo dividere le tipologie di fiori in base all'età, diciamo che l'orchidea è per le coppie giovani, diciamo fino ai 40 anni, mentre I ragazzi si dichiarano ancora i loro amori innamorati con i fiori. Sì, questo sì, il fiore ha un linguaggio universale. Ho parecchie richieste, per esempio quando i ragazzi vengono a farsi la confezione, di farlo un po' particolare, perché il fiore deve essere un biglietto da visita importante. Mentre gli anziani? Gli anziani anche loro amano le orchidee, però sono più portati a regalare la stella di Natale, il ciclamino, le classiche piante che andavano 10-15 anni fa. Ci fermiamo adesso per la pubblicità. Restate con noi, subito dopo un servizio dedicato al goji, un frutto esotico, un frutto della eterna giovinezza che però si può coltivare anche da noi. Questa pianta di goji ha trovato qui, a Campagna Lupia, ai margini di un'azienda orticola, fertili condizioni di crescita. Si è sviluppata bene e i frutti, piccole bacche rosse, sono splendidi. Potrebbe essere una coltura del domani e come tale la si sta coltivando in via sperimentale. I goji, per le loro virtù, alcune certificate, altre presunte, sono chiamati i frutti della longevità o del paradiso o diamanti rossi. La medicina popolare cinese li impiega da 5.000 anni. Si legge in un'opera dell'imperatore Chen Nung, 2600 anni prima di Cristo. Le bacche di goji, frutti rossi di piccola dimensione, nutrono e rinforzano il corpo, dando forza e vitalità. Aiutano il flusso dei liquidi corporei, calmano lo spirito, rinfrescano e rigenerano la pelle e gli occhi. Hanno insomma proprietà terapeutiche, nutritive, energizzanti, rallenterebbero l'invecchiamento. La pianta è originaria degli altopiani asiatici della Cina, del Tibet e della Mongolia. Qui l'ha piantata Luciano Quaggio, orticoltore, presidente del consorzio Freschissimi di Campagna Lupia, Venezia. Ho visto che non ha nessunissimo problema, questa è una pianta al secondo anno, si cima, cresce normalmente, nessun problema, è qui in serra, fiorisce continuamente da primavera in autunno. Vi posso mostrare un ramo, la fruttificazione di un ramo, ha ancora i fiori, nonostante inizi il freddo, ha ancora il frutto. È buono da mangiare e io credo che sia meglio mangiarlo fresco che secco, quindi se la pianta è in serra in un ambiente tiepido credo che mi porta a fruttificazione ancora per un altro 15-20 giorni, un mese anche. Insomma, e qui abbiamo un altro tipo poi di goji, no? Sono 3 tipi di piante, sono le 3 piante coltivate nel mondo e ho portato a casa tutte e 3 le varietà per vedere come funzionano. La differenza? La differenza io la noto sul gusto, cioè sono dei frutti più dolci e dei frutti più amari. A me piace questo perché amo il prodotto più dolce, però sono tutti succosi e buoni, io li metterei assieme ai piccoli frutti di bosco. Ecco, ma la coltivazione presenta problemi particolari? Nessun tipo di problema, direi che è proprio una banalità alla portata di tutti anche a casa, visto che tutti parlano delle proprietà salutistiche del goji, io credo che a casa se li possono piantare senza problemi e godere del frutto fresco al posto di un frutto secco. Il presepio è ormai finito, le luci funzionano, gli ultimi ritocchi e il piccolo capolavoro di manualità è pronto per essere ritirato dal committente. Marco Torresan di Sant'Elena di Silea nel Trevigiano ha la passione dei presepi, ne costruisce di grandi e di piccoli come questo, un hobby che lo tiene occupato tutto l'anno. Presepi realizzati nello spirito della più genuina tradizione che si rifà alla civiltà rurale, agli antichi mestieri, ai prodotti tipici di un tempo. Gli sto dando la vernice trasparente sulle casette, sugli addobbi del presepio, così non si rovina tutto il materiale messo e dura anche nel tempo. Tutte queste statuette chi le ha fatte? Io a ore perse, ce ne sono un po' fatte a mano e un po' anche di commerciali. Quanto impiega per fare un po'? Circa 6-7 settimane, se tutto va bene, ho tutte le idee in testa per finirlo giusto. Ecco, si fa un disegno prima oppure va? No, vado tutto a tema libero, vado. Come fantasia suggerisce? Sì, come fantasia suggerisce, a volte mi riesce bene, a volte no, allora tolgo di taglio, incollo, taglio di nuovo e fin dopo mi riesce come ho voluto io, che mi riesce bene. Che belle lucette. Queste qui sono delle luci fuoco apposite per i presepi per fare l'effetto fuoco.
Poi i movimenti, vedo movimenti. Sì, qui c'è una che fa il pane, poi c'è la lavandaia e c'è il boscaiolo che sta tentando di tagliare il legno. Chi è che compra questi piccoli capolavori? Dei privati o sino a qualche negozio o sino li vado a vendere sui vari mercatini che ci sono nelle varie città qua in zona. E trova sempre gli acquirenti? Sì, qualcuno sì riesco a trovare, se no anche chi mi conosce me li ordina nei mesi dopo di gennaio, febbraio, marzo, prendo gli ordinativi, dopo durante l'anno io li costruisco tutti. Quanti ne fa? Una 50 all'anno circa. Siamo sempre a Roncade, in provincia di Treviso, un'azienda floro-vivaistica. Qui vediamo un fiore è un tempo molto popolare nelle nostre campagne, oggi un po' in disuso, il calicanto. Gianni Ceron. Il calicanto è una pianta che fiorisce principalmente d'inverno, difatti il nome calicanto è una derivazione greca che vuol dire proprio fiore d'inverno. La sua provenienza è asiatica e ha un profumo molto forte, si sente a metri di distanza. Ma è ancora richiesto questo calicanto? Beh, è una pianta che viene usufruita per profumare ambienti, ma non... È un delicato poi. Sì, è un fiore, esatto, un fiore delicato, piccolo, però ha una valenza anche commerciale perché è usato in profumeria. Quindi è una pianta ancora attuale? Sì, è una pianta attuale, non se ne vedono parecchie... Come un tempo, le vedevamo sempre accanto alle case. Sì, era l'emblema della fioritura della casa, la fioritura invernale. Lasciamo i nostri calicanti e gli altri fiori per parlarvi di radicchio, un fiore che si mangia. Facciamo il punto sulla stagione con la CIA di Venezia. È l'ultima fase della lavorazione del radicchio tardivo IGP di Treviso, il bagno tonico in acqua corrente che gli dà anima e lucentezza. L'ultima controllatina del radicchio, no? Sì, l'ultima controllatina del radicchio, si levano le foglie, quelle verdi, deve essere bello bianco. Qui facciamo l'idromassaggio. Idromassaggiate i radicchi, Sì. E così diventano più buoni. Si mantengono in forma. Siamo con la CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, in un'azienda che coltiva radicchi tardivi di Treviso IGP a Salzano, in provincia di Venezia. Sono questi i momenti magici per il fiore che si mangia. Le feste di fine anno ne fanno crescere i consumi ed anche le quotazioni, che però si sono mantenute su livelli discreti. Dalle aziende arrivano tanti radicchi e buoni e questo ovviamente condiziona i prezzi. I radicchi sono l'ortaggio più prezioso e più rappresentativo di una larga fetta di terra tra le province di Treviso, Venezia e Padova, ricca di acque tiepide di risorgiva che rendono magnifici i radicchi. Claudio Zorzetto ci mostra i radicchi con le radici, ci viene da dire, immersi nell'acqua che li rigenera regalando vita, dolcezza, virtù alimentari. È molto sensibile il radicchio, è una vita delicata. Sì, temperature troppo alte anche d'estate non cresce e si ferma. D'inverno fa la stessa cosa, troppo freddo, fa in stand-by e si chiude. E quindi voi coltivatori intervenite portandolo qua? Lo portiamo qua e lo mettiamo a dimora sull'acqua. Un'acqua tiepida? Un'acqua tiepida, 16 gradi circa. E il radicchio riprende a vivere. Riprende a vivere perché sente la temperatura come fosse la primavera. Per lui è la primavera perché comincia a crescere. Quanto tempo resta qua il radicchio? Allora, il radicchio i primi 8 giorni non fa niente, è in stand-by. Poi comincia a crescere, fa queste piccole barboline che chiamiamo noi, assorbe le proprietà dell'acqua e fa il cuore bello. Quanto tempo resta qua? 15 giorni, in base sempre alle temperature esterne. Perché se fa tanto freddo può stare di più, se fa sirocco o caldo qualche giorno in meno. Dobbiamo sempre controllarlo, non dico giorno per giorno, ma una volta arrivato i 13 giorni in poi si viene sempre a controllare.
La CIA di Venezia sta seguendo con grande interesse queste aziende orticole, impegnate tra l'altro a coltivare ortaggi con buone pratiche agricole, rispettose della natura e della biodiversità, come è stato fatto in questo campo di radicchi che il sole mattutino sta disgelando. Coltiviamo rispettando l'ambiente e la biodiversità. Che cosa vuol dire questo? Utilizziamo pochissimi concimi chimici. Facciamo un sovation. Qui c'è un esempio. Un esempio, il terreno è stato seminato il sorgo sudanese, per capirci, viene trinciato, lavorato sul terreno superficialmente con degli estirpatori che si asciughi, poi viene arato e rimesso sul fondo del terreno, sul sfondo. Quindi mi aiuta a incrementare sostanza organica. Che cosa seminerete qua? Il prossimo anno facciamo ancora in primavera un altro sovation superficialmente, facciamo l'operazione di nuovo, lo ritranciamo, quindi mi aiuta a levare una quantità di azoto eccessiva dal terreno, perché il radicchio di Treviso, varietà tardiva, ha bisogno di pochissimo azoto per mantenersi bene. Quindi tra un anno su questo campo avremo radicchi come in questo campo che abbiamo qui accanto. Esatto, sì, perché dobbiamo fare la rotazione dei terreni. Una tecnica che dà frutto questa. Sì, perché è sempre il discorso che mantiene bene i terreni e l'ambiente e la biodiversità. Quindi utilizziamo pochissimi, quasi niente, prodotti chimici, come i concimi e altre cose. Dal campo al laboratorio dove si fa la pulizia del radicchio. Operazione facile, ma che richiede occhio e precisione, comunque delicata. Prima togliamo le foglie e resta il cuore. Ecco. Quello che è cresciuto in acqua questo, no? Questo è cresciuto in acqua. Poi lo mettiamo qua. Devo avere sempre le mani belle pulite. Ecco. Ne prendo un altro pulito e continuo a tagliare la radice. La pulizia. Noi tagliamo un'altra radice, eccolo qua. E lo mettiamo sulla cassetta. Prendiamo un altro. Radici belle bianche. Belle bianche, pulite, belle fresche. Questo nero è diciamo una piccola malattia preso da piccolo, dalle foglie, è un batteriosi. Che cosa succede a questo punto? Niente, la radice non viene più lavorata bene e viene tagliata. Se no questo fra qualche giorno ricaccia e fa la radice brutta, quindi viene eliminato e infatti seconda scelta. Vediamo adesso la foglia di questo radicchio, ecco. Ha una caratteristica particolare. Ha questa piccola pellicola molto fine. Questa è la delicatezza del radicchio. Una volta che noi roviniamo questa pellicola, il radicchio il giorno dopo o l'altro giorno fa la pelle scura. Una pellicola protettiva. Esatto, una piccola pellicola protettiva. Questi sono radicchi particolari, sono stati seminati e lasciati crescere, non sono stati trapiantati e questo ha un suo pregio. Questo è un seminato. Tutta la lunghezza del radicchio, le foglie, si trasforma anche sulla radice, quindi 50 cm in questo caso le foglie? E 50 cm di radice, anche di più. E cosa accade? Perché? Perché il seminato è un fittone, quindi cerca sempre di trovare la profondità, perché va sempre in profondità, sempre dritto, seminato. Sotto il profilo della qualità cosa significa questo? Per me è la migliore perché va a prelevare tutti i minerali, le sostanze che si trovano organiche sul terreno, se le sceglie lui in profondità. Quindi un radicchio più buono? Per me sì, rispetto a un trapiantato che fanno piantine a cubetto, che lavora sui primi 20 cm in larghezza, quindi assorbe solo quello che è in superficie del terreno. Poi una volta che viene lavorato resta il cuore. Questo è piccoli segni di imperfezione sulla radice. Dovuti a che cosa? Di piccoli vermicelli, non vero, perché meno trattamenti, quindi l'insetto ne approfitta sul sistema. È una bella stagione per il radicchio di Treviso IGP, ma anche per gli altri radicchi veneti IGP. Il tempo e le temperature sono state favorevoli.
Qualche problemuccio si potrebbe avere in gennaio, provocato dalla lunga assenza di piogge, ma i coltivatori della CIA di Venezia sono fiduciosi e sperano che la stagione continui positivamente. Quante piante di radicchio sotto questo telo? Circa ci sono 250.000 piante di radicchio, sono state coperte per il freddo perché questa pianta matura, viene più buona, più saporita, più croccante con il freddo che arriva. Eccolo qua il nostro Eccolo qua, questo è il nostro. Quest'anno è ancora un po' lungo perché diciamo che non ha fatto tantissimo freddo, però con gennaio coperto così è una pianta che matura e rimane bella coperta, bella fresca e buona. Parliamo di prezzi. I prezzi quest'anno sono un po' giù perché c'è un incremento di produzione rispetto all'anno scorso, quindi quest'anno abbiamo i prezzi un po' più giù. C'è più prodotto, è un prodotto buono e le richieste sono un po' vuoi per la crisi, un po' dappertutto, quindi ne risentiamo anche noi agricoltori. Un ortaggio importante il radicchio per l'economia di Salzano e del territorio. È un valore aggiunto perché porta alle aziende che lo lavorano quel valore in più per il lavoro che fanno quotidianamente duro nei campi. Un prodotto importante quindi per il territorio. Sì, è un prodotto importante che cerchiamo di valorizzare assieme alla strada del radicchio, di cui noi siamo soci e facciamo parte anche del consiglio di amministrazione. Il peso dell'agricoltura in comuni come Salzano, comuni tipicamente un tempo agricoli. Beh, il peso diciamo che per il territorio di Salzano è importante perché abbiamo ancora degli agricoltori che credono ai prodotti tipici e stanno crescendo anche professionalmente. Una interessante opportunità ai fini turistici è data dalla strada del radicchio. La strada del radicchio sta lavorando molto bene. Perché sta lavorando bene? Perché è riuscita ad andare a intercettare, quindi a penetrare dei mercati che prima non si conoscevano o comunque non erano ancora diventati appetibili. Oggi la strada del radicchio riesce a portare nel territorio oltre 10.000 persone all'anno. Una bella cifra. È una bella cifra perché è un bellissimo indotto, quindi quando parliamo di tante presenze vuol dire che parliamo anche di tante risorse economiche che arrivano quindi come valore aggiunto alle aziende agricole. Quindi il radicchio come calamita turistica. Certo, il radicchio come calamita turistica è come buona cucina, come buona tavola, come buon palato. E a proposito di opportunità, sta per partire il nuovo PSR, Programma di Sviluppo Rurale della Regione. Ci fa il punto il presidente della CIA di Venezia, Paolo Quaggio. Sì, tra pochi giorni andrà in vigore il nuovo piano di sviluppo rurale del Veneto. Saranno interessati prima di tutto i giovani in agricoltura, l'aiuto agli investimenti delle aziende e la diversificazione delle aziende. L'impegno economico da parte della Regione è di 1.200 milioni circa, quindi un impegno abbastanza valido nei prossimi 4 o 5 anni. Noi però chiediamo che oltre che l'intervento economico sicuramente basilare e fondamentale per lo sviluppo delle nostre aziende ci siano anche degli interventi di tipo strutturale per la nostra agricoltura, perché è inutile parlare di agricoltura come mezzo economico di prima grandezza all'interno della regione e poi non dare in effetti quella possibilità vera di cui le aziende hanno bisogno per migliorare la propria situazione. E poi chiedete meno burocrazia. La burocrazia è un problema che noi abbiamo praticamente da sempre. Purtroppo il nuovo PSR non si discosta da questo e quindi io credo che sia ora veramente che dopo tante prediche, tante promesse di sburocratizzazione, di semplificazione a livello burocratico, finalmente qualcuno si dia da fare per semplificare le leggi, semplificare le domande, meno sprechi e quindi la possibilità veramente di avere un risparmio per le aziende per quello che riguarda il lavoro e quindi meno ore di ufficio ma più ore di lavoro nel terreno, ma anche per gli uffici nostri regionali che hanno sicuramente meno carte da imbrattare. Gianni, i radicchi, fiori che si mangiano, belli come questi fiori. Sì, il radicchio è una pianta
tipicamente veneta, diciamo. Penso al radicchio variegato, più un fiore, una rosa, no? Il radicchio di Castelfranco, che ha una morbidezza, un tono di colore che veramente è un fiore, visto nel piatto. Torniamo ai nostri fiori, qui abbiamo le piante grasse. Stanno andando bene queste piante? Sì, parlavamo prima delle tendenze nuove della gente che vuole qualcosa di diverso a Natale. Mostriamo alcune chicche velocemente. Ecco, queste per esempio sono delle echeverie, sono state spruzzate e glitterate, come vedete. Glitterate, che vuol dire? Vuol dire che ci hanno aggiunto questi brillantini con un po' di colla naturale e praticamente hanno dato quel tono natalizio alla pianta che normalmente non avrebbe questo aspetto. Non molto costoso, poi vedi i prezzi. Sì, e difatti la gente è stata orientata quest'anno ad acquistare anche questo tipo di pianta che voi vedete. Ecco, facciamo il punto anche sulla coltivazione delle piante da orto, delle piantine ortaggi. Sì, le piante da orto sono per me il cavallo di battaglia. Diciamo che nell'arco di un anno, se la positività percentuale che ho avuto nel 2015 è dovuta proprio a quel tipo di coltivazione. Un po' all'orto domestico, no? Sì, l'orto domestico è diventata quasi una necessità perché, visti i tempi che corrono, la gente corre anche ai ripari. Insomma, più ortaggi che non a fiori a questo punto. Beh, diciamo che il 2015 sì, per me sì. L'orto per me è stato un cavallo di battaglia vincente. Non ci resta a questo punto, Gianni Saron, abbiamo finito, che fa gli auguri ai nostri telespettatori. Sì, facciamo gli auguri per un prospero 2016. Cerchiamo di mantenere sempre la positività che abbiamo avuto anche in questi ultimi anni, perché è quella che ci caratterizza. Comprate un fiore perché è il cibo dell'anima, secondo me. Insomma, cerchiamo di vedere la vita con i colori dei fiori. Sì, la vita è bella quando è colorata e il fiore ci aiuta ad averla. E chiudiamo come sempre con un detto veneto: l'ultimo dì dell'anno conta come il primo. La vita, Gianni, continua. Sì, continua. Facciamo questo un augurio per 2016, che sia positivo, che sia prospero. Insomma, avanti. Andiamo avanti con positività. È tutto appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.